Casa Start! Allora, l'idea è nata da tre amici, praticamente tre amici collezionisti appassionati di storia militare, nello specifico prima e seconda guerra mondiale, e volevamo creare un evento particolare, diverso dai soliti eventi, dalle solite mostre scambio o mercatini. Abbiamo voluto integrare come soluzione, insomma, abbiamo aggiunto dei gruppi storici rievocativi in uniforme storica, provenienti da tutto il nord Italia, che oggigiorno, insomma, sono qui anche a ringraziare per la loro partecipazione. E niente, è un evento unico, insomma, è una prima edizione che pensiamo di riproporre anche il prossimo anno e gli anni a venire. Siamo molto contenti del successo che sta riscontrando, insomma, abbiamo tantissime centinaia di persone che sono venute a vedere e niente, è un gran successo, siamo contenti. Abbiamo scelto questa location, che siamo appunto dentro l'alveo del fiume Piave. Siamo nelle grave di Papadopoli, che insomma il nome grave appunto ricorda la ghiaia, e Papadopoli la famiglia, insomma, della Serenissima, che abitava su questi terreni. Quest'isola, insomma, che è stato teatro di guerra, di scontri durante il primo conflitto mondiale, e che è stata poi, insomma, la battaglia che ha dato il via libera alla conquista di Vittorio Veneto e alla liberazione di Vittorio Veneto, insomma. È molto importante perché noi vogliamo tramandare quelle che sono state le gesta dei nostri nonni, dei nostri antenati, che hanno dato la vita per l'Italia, per la propria nazione, e che rischiano oggigiorno di essere dimenticati. Quindi vogliamo tramandare questo ai più giovani, perché si ricordino di quello che è stato il sacrificio degli italiani, insomma. Volevo ringraziare prima di tutto l'associazione, la Polisportiva La Voluntas, che ci ha permesso di essere qui oggi, che ci ha aiutato, insomma, con tutta l'organizzazione, e ci ha permesso di fare l'evento in questa bellissima location. Poi volevo ringraziare tutti i gruppi rievocativi che hanno partecipato in maniera molto volenterosa e arrivano direttamente dalla Svizzera, da Trieste, dal centro Italia, cioè veramente è stato un successo incredibile. E poi volevo ringraziare il Comune di Cimadolmo, che ci ha concesso appunto la possibilità di fare questo evento con il loro patrocinio, e ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, tutti gli espositori che si sono fatti in quattro per essere qui presenti. Sì.